Signore e signori, buonasera e bentrovati al Palavascale di Treviso per il campionato di Serie A2 femminile. Siamo all'incontro tra l'IVMA Treviso e l'Alperia Bolzano, che scende in campo con una rosa composta da Giulia Cecili, la capitana, la numero 4 Alicia Svenbacher, con il numero 7 Alice Malintoppi, con il numero 9 Alessia Egvo, poi con il numero 11 Elena Gualtieri, con il 12 Giulia Manzoni, con il 13 Preslava Koleva, con il 20 Asia Zaman, con il 24 Francesca Toffolo, con il 26 Rosa Cobb. In campo il quintetto scelto da coach Massimo Romano è formato da Cecili, da Svensbacher, da Alessia Egvu, da Giulia Manzoni e da Preslava Koleva. Questo per quanto riguarda il quintetto scelto per il primo quarto. Risponde la formazione di casa, la IVMA Treviso, con Elena Streri con il numero 0, con il 4 Fabiana Prete, con il 14 Edita Falensic, con il 19 Elea Jacquot, con il 22 Sveva Nicora, ed è il quintetto che abbiamo visto anche un paio di giorni fa, quando c'è stata il ritorno alla vittoria da parte della formazione appunto di casa, che non vedeva punti importanti da parecchio tempo, e poi finalmente si è rotto questo incantesimo maledetto. È il primo pallone conquistato da Egvu, che però la regala alla formazione di casa, e allora c'è subito Streri che parte in attacco per il primo attacco della formazione di Treviso. Guadagna subito il primo fallo Streri, e c'è subito il primo fallo per il play in maglia rossa dell'Alperia di Bolzano. La numero 3 è Giulia Cecili, primo tiro non realizzato, e allora andiamo subito dall'altra parte del campo con Cecili ancora che per manovrare. Buona la palla, un buon taglio sotto canestro, e ci sono i primi 2 punti che sono stati conquistati e segnati dalla formazione di Bolzano. Risponde o cerca di rispondere immediatamente la formazione di casa con Prete che va al tiro da 3, ed è un tiro da 3 che va dentro. 3-2 il primo parziale, ancora con Bolzano che prova a manovrare con la sua numero 4 Svenbacher, e al tiro adesso da 3 prova a rispondere, non va dentro il pallone. Allora riparte Sveva Nicora con Treviso che prova a rimanere naturalmente davanti con Jacquot. Finalmente un paio di giorni fa si è vista la coppia Falensic, si è vista finalmente giocare a buoni livelli. Adesso c'è un canestro realizzato ancora dalla formazione di Bolzano, passa dalla parte opposta, un po' di difficoltà nel posizionarsi dalla parte del campo dell'Alperia Bolzano, ma la buca Falensic che va al canestro. 6-4, ha risposto subito bene la formazione trevigiana. Altro buon taglio per quanto riguarda Bolzano, che cerca di girarsi in qualche maniera, conquista palla perché il pallone non termina a canestro, e allora conquista palla la compagine di casa in maglia bianca con bordi arancione. Prova a partire la numero 0 capitana Streri, bloccato, e allora chiede l'aiuto di Prete che sceglie di entrare e va in percussione. Un altro tentativo, un tentativo di andare ancora al tiro, non ci riesce perché sulla sirena poi la palla termina fuori. 6-4 per la compagine trevigiana di Conte, e l'Alperia di Bolzano prova a riportare palla dalla parte opposta con Giulia Cecili. Bel taglio per Egvo che va a mettere dentro questi altri 2 punti. 6-6, situazione di parità per quanto riguarda la gara che stiamo vedendo. Una partita importante ancora, anche in questa gara si lotta per, buona attenzione, un po' di difficoltà nel cercare
nel cercare buchi liberi. In questo caso lo aveva trovato Prete, poi la palla scaricata verso il canestro non è entrato e quindi nulla di fare. Egvu ancora sotto, cerca di girarsi, lo fa, scarica fuori molto bene, gira bene la palla, il canestro non arriva però nemmeno per Bolzano, che allora ci prova dalla parte opposta con lo schema chiamato dalla capitana. Egvu che va al tiro, sputato fuori dal ferro, nulla di fatto. 6-6, situazione di parità. Va da 3 la numero 22 di casa, Sveva Nikora, non riesce. Anche un altro tiro di Falenzi che non va a centrare il bersaglio e quindi si rimane sulla situazione di parità. 6-6 per quanto riguarda le due squadre nel primo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso. Il tiro da 3 del numero 13 Preslava Koleva non va a centrare il bersaglio grosso, quindi si gioca ancora in situazione di parità da parecchio tempo. Vediamo Jacquot da 3, nulla di fatto, però la palla rimane alle trevigiane. Aveva cercato il tiro da 3 Elea Jacquot, che vi dicevo un paio di giorni fa ancora qui a Treviso nel recupero della 7ª giornata del campionato di Serie A2, ed è buono il canestro di Fabiana Prete che porta a 9 il bottino delle trevigiane. Gira tutto ancora con Koleva sotto per questa bella entrata che va a raccogliere 2 punti importanti per Bolzano. 9-8 la situazione per il momento nel primo quarto. Falenzic per Jacquot che serve Streri, entra dentro Streri, scarica per Jacquot, poi la palla dietro per ancora un tentativo di Nicola per cercare di andare a canestro, non riuscito. Guadagna però una rimessa, una rimessa dal fondo per quanto riguarda la formazione trevigiana, e allora è Streri che va a servire Prete, poi la gira bene su brava, una bella finta questa di Jacquot che si fa vedere sotto canestro, va a mettere dentro 2 punti importantissimi. 11-8 nel primo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso, dove si torna a manovrare ancora in velocità. Molto bene l'Alperia, molto bene in questa azione che non ha dato scampo alle trevigiane. 11-10, partita sempre viva e partita sempre sul punto, e quindi ribatte colpo su colpo la formazione trevigiana. A sua volta fa la stessa cosa anche le bolzanine. Bene, ancora un buon tiro di Falenzic che mette dentro altri punti. 13-10 il parziale per il momento. Ancora in attacco la compagine ospita, Cecili che va a servire, aveva cercato di servire sotto canestro la sua compagna, non ci è riuscito. Velocizza moltissimo la ripartenza la compagine trevigiana. Purtroppo è andata al tiro Streri, non riuscito da 3, poi aveva tentato di conquistare palla ancora Falenzic con un tocco delle bolzanine. Si riprende a giocare con palla che è tra le mani della compagine di casa. Buonissima questa azione, però non altrettanto la conclusione di Falenzic, che non regala punti preziosi a Treviso, ma sbagliano anche le bolzanine. Mi pare che il tecnico Massimo Ormano abbia chiesto un time out, vediamo se avevo visto giusto, se ho visto giusto il movimento. Ancora un'azione di salvataggio in difesa da parte di Bolzano, che raccoglie palla e con Giulia Cecili la porta avanti, la porta in manovra. Vediamo, sempre per Egvu sotto, si muove bene, poi sbaglia l'appoggio a canestro e quindi nulla di fatto. 13-10 sempre con Streri che rallenta il gioco, anzi era Prete che rallentava il gioco. Sulla sedia del cambio intanto due
due cambi per Conte, ovvero Buranella e buona Streri con altri 2 punti importanti, 15-10. Vi dicevo, 2 sulla sedia del cambio, ovvero Bocchetti e la numero 7 Marta Buranella, pronte a rientrare. Adesso c'è il fallo commesso dal numero 14 di casa, ovvero Falenzic, che vediamo, escono Streri e proprio Falenzic, quindi entrano Buranella e Bocchetti. Andiamo a vedere, andiamo a seguire questa azione che riparte da una rimessa dal fondo campo per quanto riguarda le bolzanine. Ancora un tentativo di andare al tiro, di liberarsi senza l'assillo di marcatura. Sta lavorando molto bene Treviso per il momento. Adesso si è altrettanto girata bene la giocatrice numero 13 Preslava Koleva, che mette dentro 2 punti importanti, e andiamo a -3 per quanto riguarda appunto il punteggio. 15-12, 3 punti di vantaggio per Treviso. Marcatura aggressiva, Bocchetti poi ha fatto tutto bene, poi il tentativo di entrata è stata stoppata da una avversaria, e poi sulla ripartenza becca 2 punti pesanti. Treviso, si arrabbia un pochino Conte perché avrebbe voluto un'altra soluzione, soprattutto con Bocchetti in precedenza, che ha insistito parecchio nel portare palle, nel cercare di entrare, poi era tutto bloccato e quindi non è riuscita. Adesso sbaglia Buranella, erroraccio di Buranella che permette ancora alle bolzanine di andare dall'altra parte del campo. Velocemente Egbo va al tiro e mette dentro questo tiro libero, in pratica, perché 2 punti importanti. Avevo visto giusto, quindi ha chiesto il time out il tecnico di Bolzano Massimo Romano, che ci vuole parlare sopra per un attimo. Aveva avuto il sentore che la sua squadra stesse soffrendo in maniera forse più eclatante di quello che è successo poi invece palla persa da parte delle trevigiane, ripartenza devastante e vincente di Bolzano, e quindi 16-15 per il momento, dopo il primo stop con il primo time out richiesto appunto da Bolzano. 16-15 il risultato in questo momento. Rientrano le due squadre, più veloce Bolzano, rallenta un pochino Conte con le sue ragazze che ritornano in campo a -1. 16-15 per Bolzano, che ha provato e c'è riuscita nel sorpasso. Adesso c'è il numero 19 Jacquot che, palla in mano, va a servire Bocchetti, che si incarica di portare palla con qualche difficoltà. Ancora una palla manovrata da Jacquot per Bocchetti, marcatura aggressiva da parte della play di Bolzano, che ha avuto ragione alla fine. Purtroppo poi paghi, perché c'è stato l'errore di Bocchetti, e quindi nulla di fatto. Adesso 3 di vantaggio per quanto riguarda la formazione bolzanina. Siamo allo scadere quasi del primo quarto, con le due formazioni che si sono affrontate punto a punto. Adesso c'è il fallo che ha subito Jacquot. Sì. Con un cambio fuori la numero 4 ospite, la capitana Schwembacher. Entra in campo molto bene la numero 7 Alice Malintoppi, che tocca il pallone, devia in
palla che esce, quindi può rigiocare sul finale di questo primo quarto Jacquot, che poi perde palla. La deviazione fortunatamente per lei c'è stata da parte di una atleta di Bolzano. Esce la numero 22 Sveva Nicola ed entra ancora Falenzik in campo per gli ultimi scampoli di questo primo quarto. Vediamo ancora manovrare Prete che va al tiro da lontanissimo, la palla non entra, viene sputata fuori dal ferro e quindi nulla di fatto. 18-15, sempre più 3 di vantaggio per la formazione bolzanina, che ha preso un leggerissimo vantaggio approfittando di un errore in precedenza. Egbo la mette dentro, va a 20 e termina il primo quarto con il punteggio di 15-20 per Bolzano, che quindi è in vantaggio di 5 punti sulla formazione trevigiana dopo il primo quarto. A tra poco. Sta per ricominciare la gara secondo quarto, dopo che il primo si è concluso 20-15 per l'Alperia Bolzano, quindi 5 lunghezze di vantaggio prese dalla formazione di Bolzano, 5 lunghezze prese su errori delle trevigiane che hanno spalancato la porta, che hanno spalancato il parterre e quindi lasciata via libera alla realizzazione per quanto riguarda appunto le bolzanine, che ne hanno approfittato immediatamente. Un paio di errori e i punti sono andati e sono saliti a più 5, quindi per Bolzano inizia il secondo quarto. Speriamo naturalmente che si possa rivedere una formazione trevigiana in forma, o quantomeno con più voglia, come avevamo detto e sottolineato un paio di giorni fa ai microfoni nell'intervista con Conte. Vediamo che cosa sta succedendo. C'è il cambio, arriva la sirena e poi c'è la palla che viene lasciata alla giocatrice Alice Malintoppi. C'è ancora però da controllare qualcosa e quindi vediamo. Palla che adesso può essere rigiocata dalle due compagini. Inizia il secondo quarto, fa girare ancora bene Giulia Cecili il pallone. Egbo che va a cercare di trovare la sua compagna, la trova, e ancora sotto rete. Un bel duello questo tra Egbo e Falinzek, che ha la meglio questa volta, ha avuto la meglio Falinzek, però poi nello scontro ci ha rimesso qualche cosina. Ha vinto Egbo, che va, non ci sono dei tiri liberi ma c'è soltanto la rimessa in gioco con le mani per quanto riguarda la compagine in maglia rossa di Bolzano. Ancora sotto canestro, si gira bene, però fortunatamente per Treviso palla che viene sputata fuori dal ferro e quindi si può ripartire ancora con palla tra le mani per quanto riguarda la formazione di casa, che prova a manovrare, entra, sceglie di andare tutta sola dalla parte opposta. Prete perde palla, non riesce a mettere dentro. Un tiro da 3 invece di Falenzik, sbagliato nettamente perché non ha preso nemmeno il ferro, è andata a colpire veramente possiamo andare a vedere questa azione dalla parte opposta. Aveva preso il tabellone la compagine e Falenzik non è riuscita a mettere dentro, è stoppata
proprio sulla sirena. Viene in avanti Streri che dà e concede palla alla numero 7 Buranella, che poi sbaglia incredibilmente da sotto. Fortuna vuole che Streri guadagna questa palla, la strappa alla play di Bolzano, con numerose proteste da parte del pubblico trevigiano presente quest'oggi, non massicciamente, però qualche unità maggiore al tiro da 3 da parte ancora, e anche in questo caso c'è uno sbaglio piuttosto grossolano, palleggio altissimo per quanto riguarda Prete, che viene fermata perché c'era il fallo. Adesso due cambi per la formazione di Bolzano, fuori la numero 3 e la numero 13, fuori il Cecili e Coleva, dentro. Andiamo a scoprire la numerazione che non abbiamo visto in precedenza, e allora la numero 12 e per l'esattezza Giulia Manzotti, che aveva cominciato nel quintetto base, poi era uscita e lasciata in panchina per un attimo. Ancora un tiro da 3 lunghissimo, da lunghissima misura per Streri, la capitana, che trascina le sue e riporta Treviso a 20, e cioè riporta Treviso in parità. Sembra un po' la partita di 2 giorni fa contro Umbertide, quando le due squadre si sono affrontate proprio fino al forcing finale, punto a punto, con avanti una avanti l'altra, e poi il finale è stato colorato dei colori per l'appunto trevigiani. Domenica, l'altro giorno dicevamo, raccogliendo punti importanti che portano a 4 i punti in classifica per la compagine di Conte. Che adesso dovrà anche approfittare, insomma, dell'incontro stasera tra due squadre che si trovano sopra la loro posizione a quota 6, e sono la Futurrosa Trieste e la Solimec Rodigium. Entrambe questa sera si affrontano, e quindi una delle due rimarrà a 6 punti naturalmente, quindi la possibilità da parte di Treviso magari di un aggancio, oppure di ritornare, insomma, in linea di galleggiamento con questo campionato di Serie A2, che si sta dimostrando molto molto difficile e molto complicato, non soltanto per le trevigiane, ma un po' per tutte le squadre che sanno di dover faticare parecchio anche contro qui c'è un'apertura gigante in difesa, e quindi va senza problemi a mettere dentro il 22esimo punto la formazione bolzanina. Si gira ancora con Prete per Buranella per Jacquot, serve Streri che va dentro a colpire il pallone. Ancora nulla di fatto per quanto riguarda questo andare da una parte all'altra del campo. Egvo, la palla è fuori, quindi può giocarla ancora la formazione di Bolzano. Viene dentro, il pallone termina sul ferro, nulla di fatto, e quindi si può giocare ancora. Dalla lunetta la numero 11 in maglia rossa, Elena Gualtieri, che mette dentro il primo tiro libero, e il secondo adesso pure, e quindi 24-20, 4 lunghezze di vantaggio per la formazione bolzanina, che adesso va a marcare a uomo per quanto riguarda la ripartenza delle trevigiane, ripartenza che arriva adesso con Streri che dà palla e cerca di farla girare in velocità. Molto buono Streri, che viene dentro, subisce fallo, purtroppo non c'è il canestro, però c'è un fallo guadagnato da parte di Streri sul 24-20 per Bolzano. 4 lunghezze di vantaggio con Streri che va dalla lunetta.
anzi è Prete che va dalla lunetta, sbaglia il primo tiro libero Prete, nulla di fatto, il secondo lo mette dentro, invece ci porta Treviso a quota 21, a -3 per quanto riguarda il computo totale dei punti per il momento in questa seconda frazione di gioco, ovvero nel secondo quarto. Ancora prova ad entrare, poi torna sui suoi passi la giocatrice di Bolzano, che cede il pallone a Coleva per ancora lei, Malintoppi che va al tiro, poi il fallo, cade malissimo la giocatrice di Bolzano. Attenzione, fortunatamente nulla di fatto, c'è stata soltanto un po' di paura perché c'è stata una botta sicuramente procurata con il palmo delle mani, scendendo e cadendo per cercare di proteggersi. Fortunatamente meglio così. 24-21 per quanto riguarda Bolzano, si passa ad asciugare velocemente il campo con la capitana Streri che dimostra come si fa. E allora 24-21, tutto è pronto per riprendere, stretta di mano tra Streri e la numero 24 Francesca Toffolo, che è caduta pesantemente sotto canestro. Fortunatamente per lei tutto a posto, nessun problema. Ancora Treviso a manovrare il pallone, che non gira più con la velocità del precedente quarto, però vediamo se riusciranno a trovare il bandolo della matassa, a fidarsi ai tiri da 3 ancora con Streri che non colpisce. Un paio di giorni fa i tiri da 3 latitarono e invece quest'oggi vedo che si sta forzando anche su questo tiro, purtroppo per il momento non benissimo, però insomma qualche cosa in più rispetto alla partita contro Umbertide, almeno da 3 si sta vedendo. Va dalla lunetta Alice Malintoppi per 2 tiri liberi sul 24 Bolzano, 21 Treviso, 25 Bolzano. Il secondo tiro libero, vi ricordo che Bolzano attualmente gravita intorno al terzo o quarto posto in classifica, quindi ancora una partita, come dicevo un paio di giorni fa, ancora una partita tra alta classifica e bassa classifica, però speriamo sia di buon auspicio la vittoria strappata ad Umbertide l'altra sera e quindi sia di buon auspicio per quanto riguarda Treviso di ritornare su buoni livelli. È andata al tiro Buranella da 3, ma la palla termina abbondantemente fuori e poi c'è questa liberazione senza grossi problemi, nessuno marcava la numero 24 Francesca Toffolo, che non ha difficoltà da sotto a mettere in canestro. 28-21, adesso sono 7 le lunghezze di vantaggio collezionate da Treviso. Mamma mia, Buranella in sottomano in rovescio mette dentro questo pallone. 28-23, proviamo a ritornare sotto, naturalmente bisogna. Secondo quarto, 4 minuti e 43 da giocare qui alla Pala Pascale di Treviso. Vediamo se costringiamo ad andare al tiro da 3, no, ancora si libera in qualche maniera, molto bene, marcature aggressive anche da parte di Treviso, poi palla persa facilmente e banalmente. Sono questi gli errori che Treviso non deve commettere, perché poi come nel primo quarto adesso ne commette uno la compagine bolzanina ed è proprio la numero 7 Malintoppi a lasciare il campo, anche la numero 13 Presleva Koleva. Rientrano la capitana Giulia Cecili per quanto riguarda appunto il tentativo di riportarsi sotto. 5 punti di distacco, 5 punti di lunghezza guadagnati da Bolzano, con il pallone manovrato adesso da Prete, poi Buranella che va a cercare, torna dietro ancora con
il Benedetta Bocchetti che poi scarica sul 22 Sveva Nicola, palla che va fuori, non riesce a metterla a canestro nemmeno Falensic, raddoppio di marcatura, poi nulla di fatto per quanto riguarda il pallone che non ne vuole sapere di entrare. Allora adesso manovra Bolzano, 3 minuti e 41 da giocare qui alla Pala Pascale di Treviso, con il vantaggio, palla persa, poi riguadagnata ancora da Bolzano che non molla quando pressa alta così. Non lascia ragionare le ragazze di Conte, che devono magari forse con un pochino più calma affrontare l'incontro e affrontare questo secondo quarto. Ancora in avanti la formazione di casa con Bocchetti che scarica su Streri dalla parte di Falensic, che adesso sceglie Buranella. Attenzione, provava il tiro, Falensic commette fallo la Egbo, ed è il primo fallo anche di Egbo, quindi non si sono spesi tanti falli in questi 2 quarti, e quindi portiamo dalla lunetta la numero 14 di casa, ovvero Edita Falensic, che mette dentro il primo tiro libero, secondo tiro libero per Falensic, che potrebbe portare a 25, così è. 3 punti di distacco, prova a ritornare sotto ancora una volta Treviso. Come vi dicevo, partita che ricorda quella di un paio di giorni fa, quindi sempre sui punti, sempre su sorpassi da una parte e dall'altra delle due squadre. Adesso c'è il fallo commesso da Streri, è il primo fallo anche per lei. Fuori la numero 22 Sveva Nicola e dentro la Jacquot che ritorna in campo. Può manovrare ancora Bolzano, 2,52 da giocare nel secondo quarto, va al tiro da 3 e questa volta non ci sono problemi, va a canestro senza grossi problemi, 31-25, perde ancora la possibilità di avvicinarsi. Sono 6 punti da ricucire per quanto riguarda Treviso, che non trova sbocchi, e allora ci pensa Streri, va dentro da sola, va a canestro, brava Streri, la capitana che trascina le sue. 27-31, meno 4 con 2 minuti e 20 da giocare. Egbo per la numero 22, per la numero 22, sì, poi anzi era la 24, scusatemi, Francesca Toffolo, che non era riuscita. Attenzione, palla che viene riconquistata, la ferma lì e vuole salire. Prova il tiro da 3 e la palla si incastra sul ferro del canestro, e quindi sul punteggio di 31 per Bolzano, 27 per Treviso. Palla che non ne vuole sapere di scendere, si sta continuando a martellare di tiri, e finalmente al 20° tiro più o meno la palla scende, la palla torna disponibile per giocarla, con Streri che è pronta a manovrare per portare ancora un attacco dalle parti di Bolzano, per così dire, dalle parti del campo di Bolzano. 31-27, vi dicevo, meno 4, con la possibilità in attacco di manovrare, con Streri con pallone tra le mani, si liberano un po' con qualche difficoltà con Jacquot, stoppata il primo tentativo di girarsi. È molto brava questa ragazza giovane, numero 24 appunto, Francesca Toffolo, che è andata a piazzare una bella stoppata alla più quotata Jacquot, fermata. 1,36 da giocare nel secondo quarto, con Streri che prova a mettere in movimento Bocchetti, che aveva subito una spinta da tergo, e va a canestro Streri.
guadagna anche il fallo mi pare, quindi brava Streri che sta strascinando da capitana assoluta le sue. 29 per Treviso, 31 per Bolzano, c'è il cambio, fuori la numero 12 Giulia Manzotti e dentro il cambio che avevamo visto in precedenza, quindi può ancora andare al tiro Streri. Sì, tiro aggiuntivo che porta a 30 il bottino di Treviso che non molla. Treviso che non molla, vi dicevo a più 1 Bolzano, 31-30, attenzione, palla che viene rigiocata sotto canestro, c'è il fallo che tiene in azione difensiva di Bocchetti e Bocchetti anche lei è al primo fallo, fortunatamente insomma sono stati spesi pochi falli in questi primi e secondo quarto giocati per il momento qui al Pala Pascale di Treviso. Prova ad entrare, poi ci ripensa, torna indietro, prova a giocare ancora sulla linea dei tre, il tentativo di pallonetto Egvo che arriva, non riesce però a portare a casa punti. Lavora bene la difesa di Treviso, 1 minuto e 3 da giocare alla Pala Pascale di Treviso quando il risultato è di 31-30 per Bolzano nel secondo quarto. Buranella che serve Streri ancora per Buranella che va su Bocchetti che perde un attimo decisivo, poi Jacquot che prova a trovare, la trova anche Buranella dai tre, nulla di fatto, poi un groviglio con palla che viene tenuta lì dalla giocatrice di Bolzano che si arrabbia un pochino con Bocchetti per rea di averle messo un dito nell'occhio sicuramente nella caduta a terra, e quindi le due si sono dette qualche cosina, ma mi pare che insomma sia tutto rientrato. Adesso c'è l'arbitro che sta richiamando anche Conte. Uno degli ultimi attacchi per la formazione di Bolzano. Che bel taglio dentro per Egvu che si libera bene, lavora altrettanto bene Jacquot, però brava Egvu che va a posare a canestro altri 2 punti importanti. 33-30 per Bolzano che ha allungato di nuovo, non ci sta, a più 3. Streri torna indietro sulla linea dei 3, poi Bocchetti che si gira bene, il tentativo è un tentativo un po' bruttino da vedere. Allora c'è la sirena che ferma le ostilità del secondo quarto, che vede ancora la formazione di Bolzano in vantaggio 33-30, 3 punti di vantaggio per la formazione bolzanina nel secondo quarto. Noi ci fermiamo perché c'è l'intervallo lungo e poi ci ritorniamo a sentire. In questo momento io non so se roba.
E allora ritorniamo in collegamento dalla Pala Pascale di Treviso. Ci scusiamo con i nostri telespettatori perché i primi due quarti non si sono per il momento potuti vedere per un guasto tecnico che aveva causato appunto un parziale stop nelle nostre attrezzature. Adesso tutto è stato risolto e i due primi quarti, il primo e il secondo quarto, li potrete rivedere insomma subito dopo la fine della partita nelle prossime ore, che visto che saranno montati con la possibilità di vedere appunto la gara, quindi nessun problema. Vi dico subito il risultato, che ha visto il primo quarto 20-15 per Bolzano, il secondo quarto 33-30 sempre per Bolzano. Si mancano una cinquantina di secondi per far ricominciare la gara e sarà il terzo quarto, quindi dopo l'intervallo lungo vediamo che cosa è nato dalla problematica appunto di questo punteggio che è andato a fasi alterne per quanto riguarda Treviso, che ha prima recuperato, poi ripareggiato il conto, poi di nuovo sotto e poi avanti e indietro, un yo-yo diciamo così. Era un po' il ricordo di quello che era stata la partita dei 2 giorni fa contro Umbertide. L'andamento poteva essere tale e sembrava quello. Adesso vediamo che cosa può cambiare, che cosa cambierà appunto in questo terzo quarto qui alla Pala Pascale, che sta per iniziare, con la capitana Streri che è pronta a rimettere in gioco il pallone. Si attende la sirena per dare il via al match e allora terzo quarto pronte da giocare per Treviso e Alperia Bolzano sul parziale di 33 per Bolzano, 30 per Treviso. Stava subito rischiando di perdere palla Prete sulla marcatura asfissiante di Giulia Cecili, e allora in avanti adesso la formazione trevigiana con Streri che dà ancora palla a Jacquot, che prova ad entrare bloccata molto bene, però un ottimo taglio per Valencic, che va a mettere, a depositare a canestro 2 punti importantissimi. Prova dalla parte opposta Koleva a giocare questo terzo quarto con più intensità. Koleva ancora che va a pescare la compagna Giulia Manzotti per andare dentro. Il tentativo riuscito da parte del numero 4, la capitana Lucia Schwandenbach, con 2 punti ancora che tengono lì avanti di 3 la compagine di Bolzano. Prete che non trova il canestro, nulla di fatto, può ripartire dalla parte opposta la formazione di Bolzano. Aveva cercato di servire Egvo con il piede, ha fermato tutto Valencic per dare il fallo alla compagine bolzanina. Si dispera in panchina il tecnico, il coach appunto di Bolzano. Perde palla Bolzano e la riguadagna Treviso, che prova a ripartire adesso per trovare un po' di ordine. Naturalmente sono spariti i tiri da 3. Adesso vediamo se vengo smentito, perché il tiro da 3 c'è stato da parte di Streri, però non ha trovato il bersaglio grosso, quindi nulla di fatto. 35-32 non si segna in questo terzo quarto. Vediamo Bolzano ancora che cerca di entrare, poi palla che viene persa. Il tocco, ultimo tocco, è del numero 4 di Bolzano. Si arrabbia Romano con Schwenzenbacher perché la palla se n'è andata sul suo rimbalzo, e allora Capitan Streri porta palla nella metacampo appunto di Bolzano. Prova a lavorarla ancora Prete, viene fuori dalla marcatura aggressiva di Jacquot, che vuole posizionare molto bene Valencic, ma passi per Valencic che si porta oltre la linea, tra l'altro anche il pallone. 35-32, non si schioda da questo risultato questi primi minuti di gioco nel terzo quarto. Ancora molto Giulia Cecili che porta il pallone, poi sotto canestro. Aveva preso palla aveva preso palla la numero 12
E adesso sul conto alla rovescia va il tiro da 3, fortunatamente erroraccio di Treviso, che lasciano fare questo rimbalzo a Rigovu, che ha preso palla, l'ha passata a una sua compagna che ha deposto calma e tranquilla i punti in saccoccia. 37-32 con 5 lunghezze ritornate davanti per Bolzano. Prova a mettersi in proprio la numero 22 di casa, Sveva Nikora, ma ci sembra di vedere un pochino di confusione, un pochino di scoramento in questo momento per quanto riguarda il quintetto trevigiano, che adesso commette fallo sul tentativo di andarsi a prendere il pallone. Numero 4 la capitana Alicia Svenbacher con Giulia Cecili, ancora Svenbacher che prova ad andare dentro molto bene, poi in 3 addirittura di Treviso a toccare questa palla che termina fuori. Svenbacher potrebbe manovrarla lei, si chiama uno schema che viene perfettamente realizzato, e Svenbacher ancora che da fuori per il tiro da 3 dalla lunga distanza di Giulia Cecili, che non va a segno, e allora Treviso si porta nella metacampo di Bolzano, cercando naturalmente di fare luce e cercando di vedere il canestro, visto che in questo terzo quarto ancora non si è mossa la situazione. Eccola qua, meno male, e allora arriva i 2 punti per Treviso, che portano 34-37, 34 per Treviso, 37 per Bolzano. Il risultato per il momento nel terzo quarto. Manovra un po' lenta, arriva il conto alla rovescia, va al tiro da 3 costretto, però lavora molto bene sotto canestra, sotto le planche Egvo, che va a riconquistare un altro punto. Bene, questa volta ottima la difesa di Falensic, che non permette la realizzazione dell'avversaria. Ancora Falensic che si gira bene, non mette dentro, però c'è il fallo subito, e allora Falensic va dalla lunetta per cercare di mettere dentro 2 tiri liberi che sono di fondamentale importanza per la formazione trevigiana. Mentre sta protestando, sta parlando tra sé e sé Romano, non contento di quello che ha visto fino a questo momento del terzo quarto, immaginiamo. Sbaglia Falensic il primo tiro libero, bisogna realizzare quantomeno il secondo per portarsi a 2 lunghezze di distacco da Bolzano. Non mette dentro nemmeno il secondo, nulla di fatto, e allora può ripartire senza grossi problemi la formazione bolzanina, con Giulia Cecili che passa alla metà campo, sceglie Egvo la finta, poi Egvo potrebbe anche andare al tiro da 3 ma non si fida. Palla che viene gettata alla ricerca della numero 4 capitana Licia Svenbacher, che è stata fermata molto bene da parte di Prete. È un bel duello questo tra Prete e Svenbacher. Vediamo con Jacquot ancora con Prete, subisce il fallo Svenbacher, e allora vediamo se becca il tecnico l'allenatore di Bolzano. 37-34, vediamo che cosa decidono la coppia arbitrale. Intanto va in lunetta per il primo tiro Jacquot, tiro libero, che era il tiro libero aggiuntivo, che va, fallo tecnico, che va a completare la rincorsa di Treviso. 37-35.
per Bolzano, è sfortunata Prete perché il pallone termina fuori, sputato fuori dal ferro. Ancora Cecili e poi c'è Egvo che lavora sotto le planche, aveva preso il pallone, palla che poi è stata gettata fuori e deviata sul fondo da parte delle maglie bianche di Treviso. Si riprende a giocare con la compagine bolzanina che manovra. Egvo ancora fuori, l'arbitro ha visto qualcosa per un fallo in attacco da parte di Schwembacher e quindi vediamo se lascia il campo. Sì, quarto fallo per Schwembacher, molto importante questo. E adesso c'è il tecnico anche al tecnico ospite di Bolzano che viene allontanato e espulso. È stato espulso dal campo il tecnico di Bolzano e il sostituto naturalmente ha chiamato immediatamente il time out e allora con Jacquot che mette dentro anche il secondo canestro. Vediamo, sì, ci si ferma perché c'è il time out, dove adesso c'è una situazione con il tecnico che non è in panchina, il tecnico di Bolzano che non è in panchina, dirige naturalmente il secondo, mentre dalla parte opposta di Treviso, dopo aver raggiunto il pareggio 37-37, insomma un pochino di più di tranquillità mi pare che ci sia, e vediamo se potrà nascere qualcosa in questo terzo quarto per poi approdare alla ultima frazione di gioco e cercare naturalmente ancora una volta di portare punti preziosi in casa Treviso. Ce n'è assolutamente bisogno. 37-37 con le due formazioni che sono in panchina per ascoltare i propri tecnici. Tra poco rientreranno, eccolo qui il fischio dell'arbitro per far rientrare le due compagini. 37-37, terzo quarto da giocare, ci sono 4 minuti e 44 in questo terzo quarto. Non cambia il quintetto per quanto riguarda Bolzano, non cambia nemmeno quello di Treviso per il momento, quindi si rimane con i 10 effettivi, le 10 effettive in campo che abbiamo visto in precedenza. E allora adesso Jacquot che prova a manovrare per Prete che non trova compagna libera, allora decide di mettersi in proprio, palla che torna fuori, la scarica da 3, non riesce ad andare a canestro, Jacquot non riesce a conquistare il pallone, allora c'è molta confusione adesso con la panchina di Bolzano che vuole sostenere dopo l'uscita del coach naturalmente la propria squadra, ed è un 3 punti pesanti questi di Preslava Koleva che porta a quota 40 la formazione di Bolzano. È buono questo passaggio, questo taglio di Valencic per Prete che mette dentro il 39esimo punto, ancora lì Treviso non è morta e quindi Treviso si porta una lunghezza di distacco da recuperare, poi il da 3 non va nemmeno per Bolzano e allora torna fuori per impostare nuovamente il gioco Bolzano con Egvo che scaraventa dentro ma è corta, attenzione non bisogna sbagliare queste palle, e allora Jacquot riesce a dare una mano alle sue, poi ancora Prete per Jacquot che porta avanti dalla parte opposta Streri, Jacquot e poi Prete che sceglie di andare da sola ma contro Egvo subisce la stoppata. E 39esimo punto rimane tale, 40 per Bolzano, cambio fuori Streri, dentro Bocchetti che va alla rimessa in gioco da fondo campo, Bocchetti con palla tra le mani, si fa vedere Valencic, poi ancora Prete, non c'è spazio, bisogna andare al tiro da 3 lunghissimo, poi palla che
non arriva, non tocca il ferro e quindi nulla di fatto. Con 3 minuti e 10 da giocare in questo terzo set, espulso, lo ricordo, il coach Massimo Romano della formazione di Bolzano. In panchina dirige adesso il suo secondo con il tentativo adesso di farsi vedere sotto canestro, palla che viene sputata fuori ancora una volta per il tiro. È fortunato Treviso, che può manovrare ancora con Jacquot per la numero 22 Sveva Nicola. Ancora Jacquot subisce fallo Bocchetti sotto canestro e allora c'è il fallo concesso alla formazione trevigiana. Andrà dalla no, non sono tiri liberi, ma si va dal fondo per rimettere in gioco il pallone con Bocchetti che cerca una compagna libera, qualche difficoltà nella marcatura, poi arriva a farsi vedere Jacquot per Falencic per Bocchetti, che sta lottando sotto le planche, però non ha avuto vita facile in questo frangente perché la palla gliel'hanno sottratta. Poi la numero 3 ospite prova a manovrare, tutto bene con Egvu che va dalla parte opposta per una palla in tentativo di trasformazione non riuscita. 40-39, una lunghezza di vantaggio per la formazione di Bolzano, ma Conegliano è più che mai viva, prova a rimanere in partita, non ci riesce nemmeno con questo tiro. Falencic a 1,53 da giocare, attenzione, ferma il gioco e intanto Conte ne approfitta per far uscire la numero 22, Sveva Nicola, e mette dentro Buranella. Vediamo cosa sortisce adesso con questi 24 da giocare. Prova a manovrare ancora Bolzano, corre, si mette in proprio da sola, poi cercava di prendere palla Egbo, non c'è riuscita, e allora Treviso può ripartire dalla parte opposta del campo e della metà campo. Questo è un errore che non ci voleva, per Jacquot, che voleva servire Bocchetti stava tagliando verso l'interno, palla che è rimasta invece esterna e quindi nulla di fatto per raccogliere il pallone. Occasione perduta per quanto riguarda Treviso. Egvo con palla tra le mani fa girare il pallone per Coleva per la numero 7 Malintoppi, che mette dentro 2 punti importantissimi e va a canestro e va dalla lunetta. E allora ancora Malintoppi dalla lunetta mette dentro anche il tiro aggiuntivo. 43-39, 4 lunghezze di vantaggio per quanto concerne Bolzano qui alla Pala Pascale di Treviso, dove la formazione trevigiana è un po' in difficoltà adesso in questo ultimo giro del cronometro per andare poi all'ultima frazione di gioco, quella quarta frazione di gioco, che speriamo naturalmente sia un pochino più diversa da questo terzo quarto che abbiamo assistito e che abbiamo visto. Ci vuol parlare sopra Conte, chiama il time out perché c'è qualcosa da dire per vedere di giocarsi queste ultime chance di questo terzo quarto. Vediamo se riuscirà ad andare a canestro in qualche maniera e quindi portare sotto le planche di Bolzano qualche difficoltà. 43-39 per Bolzano nel terzo quarto. Rientrano in campo le due squadre, Treviso, Bolzano.
scontro, vi dicevo in apertura di collegamento, tra la classifica, tra l'alta classifica di Bolzano e la bassa classifica di Treviso, con un Treviso che, quello visto 2 giorni fa, in salute e quantomeno in crescita. Speriamo che sia confermato anche questa sera questo buon trend che abbiamo visto 2 giorni fa. Egbo che cerca di servire e ci riesce la numero 12 Manotti con questa palla, ancora Egbo che ha vita facile sotto le plance, va a prendersi un sacco di rimbalzi che trascinano le sue. Adesso ha 6 lunghezze di vantaggio per quanto riguarda Bolzano. Jacquot subisce il fallo della numero 12 Giulia Manzotti e quindi abbiamo la possibilità di andare in lunetta e arrotondare il risultato. Vediamo. Vediamo cosa succede. C'è un cambio. Va a sedersi sulla sedia del cambio la giocatrice che abbiamo visto in precedenza, è la numero 24 Francesca Toffolo, che entra in campo al posto di Giulia Manzoni. Va al tiro dalla lunetta. Adesso ai tiri dalla lunetta c'è Jacquot che deve assolutamente avvicinare il suo Treviso alla formazione di Bolzano. Vediamo dalla lunetta 2 tiri liberi con Jacquot che prende le misure, mette dentro il primo, 40, sono 5 di distacco. Vediamo se accorciamo a 4. Sì, accorciamo a -4 con Treviso che è ancora lì, è ancora in gioco, è ancora in partita e quindi può naturalmente andare a respirare un pochino. E poi il tiro da 3, palla che non riesce a centrare il bersaglio grosso, arriva la sirena e allora termina il terzo quarto con ancora la formazione di Bolzano in vantaggio per 45-41. Terzo quarto ancora in vantaggio Bolzano, lo è stato in tutti e 3 i parziali, 20-15 il primo, 33-30 il secondo, 45-41 il terzo. A tra poco per la quarta frazione di gioco, l'ultima. Madonna che mal di schiena. Si attende la sirena per dare il via. Si attende la sirena per dare il via alla quarta frazione di gioco, l'ultima frazione di gioco, il quarto quarto, per vedere come finirà questa partita, questa gara che vede per il momento in vantaggio 45-41 la formazione di Bolzano. Sempre stata avanti nei parziali e quindi vediamo che cosa nascerà in questa ultima frazione di gioco. Vi ricordo che coach Massimo Romano è stato espulso dal campo, tecnico per lui, abbandono del campo, lo vediamo camminare nervosamente vicino agli spogliatoi. Pare che abbia osservato in precedenza la partita, però per il momento non la sta più guardando e quindi dovrà smaltire un po' la rabbia patita. Tutto è pronto per partire per gli ultimi 10 minuti di gioco della quarta frazione e allora vedremo e scopriremo poi come sarà e come andrà a finire questa gara, tra l'altro molto importante ancora una volta per la compagine di casa. Sbaglia Egbo
questa realizzazione sotto le planche. Viene fuori e passa alla metà campo la compagine di casa con Prete marcata strettamente dalla numero 3 Giulia Cecili. Ancora Buranella che prova a stoppare e a bloccare con un blocco la marcatura stressante di Bolzano. Jacquot si gira bene, Jacquot mette dentro 43esimo punto per Treviso, che adesso deve provarci, deve tornare sotto innanzitutto e poi magari provare ad allungare qualcosina. Vediamo con Egbo che cede palla, proprio la passa con le mani a Toffolo, che ancora una volta si dimostra glaciale e mette dentro un tiro da 3 che porta a 48 Bolzano, 48-43, 5 lunghezze tornate prepotentemente per le maglie bolzanine. Ancora Buranella, la tocca qualcuno? No, non la tocca nessuno, dice l'arbitro. Le ragazze di Conte si aspettavano che il pallone fosse per Treviso, invece così non è stato. Pallone per Bolzano che può riportarsi sotto dalla parte appunto di Treviso. Egbo che prova a manovrare, bel taglio per la numero 7 Malintoppi, che mette dentro 2 punti fondamentali e importanti per Bolzano, che allunga a +7. 50-43, Bocchetti che si stava per complicare la vita, poi decide di mettersi in proprio la numero 19 Jacquot. Ancora 2 punti importanti per tenere vive naturalmente le speranze di Treviso. 45 Treviso, 50 per Bolzano. Ancora eccola qui Toffoli che prova ad entrare, Toffoli che scarica fuori per Cecili. Fallo del numero 22 trevigiana Sveva Nicora, e allora va a rimettere in gioco il pallone. Cambio intanto ne approfitta perché rimanda sul terreno di gioco Streri al posto di Prete. C'è rimessa in gioco per quanto riguarda la formazione bolzanina con Malintoppi che va a servire la sua compagna Cecili dentro, mette dentro un bel pallone ancora e aggiunge altri 2 punti, 52-45, adesso sono 7, comincia a farsi pesante il bottino raccolto dalla formazione bolzanina. È brava Jacquot ad andare a prendersi il fallo sulla sedia del cambio. Intanto va a posizionarsi un'altra giocatrice fuori, Toffolo ancora, che ha centrato prima veramente un canestro da 3 glaciale. 46 sono i punti per Jacquot, 46 sono i punti di Treviso per Jacquot, che mette dentro, no, solo il primo tiro libero, il secondo invece danza sul ferro e poi esce fuori. Vuole in marcatura Conte più importante, più grintosa. Vediamo con ancora un buco da parte di Treviso che permette di andare al tiro senza grossi problemi le bolzanine, che adesso sbagliano il tiro da 3, e allora Streri ci riprova. Streri con 46-52, 46 Treviso, 52 Bolzano. Ancora Streri che forse commette fallo, l'arbitro dice che è tutto regolare, può andare ancora Streri dopo lo scambio con Jacquot che gli suggerisce a Streri il tiro da 3 che stava quasi per entrare, sarebbe stata una bomba favolosa, però pubblico ha toccato il ferro, dicono un po' tutti, e in effetti però stava per entrare questo pallone, non è stato così, e allora 52-46, sono 6 le lunghezze di svantaggio per Treviso, che manovra ancora. Egbo sotto canestro, giostrano in 2, poi la palla gira velocemente, il tiro da 3 fortunatamente per Treviso è sbagliato, e allora Nicola per appoggiare ancora la sua capitana Streri. È un duello pesantissimo quello tra Streri e Cecili, e questa volta c'ha la peggio la giocatrice bolzanina.
6 minuti e 22 da giocare, si corre sul filo di lana anche per questa partita. Da 3 Treviso sbaglia purtroppo il tiro, era un tiro importante questo di Nicola che non va dentro, e allora Egvo che manovra con le sue, fa girare il pallone dalla parte opposta, brava Egvo che taglia bene e dà il pallone molto bene, un bel appoggio per Coleva che mette dentro 2 punti importanti, 54-46, sono 8 adesso i punti di distacco subiti, con il primo fallo soltanto per quanto riguarda una giocatrice che era andata a commettere il fallo su Coleva, che poi va ad incrementare il proprio bottino e il bottino di Bolzano con un altro punto, 55-46, sono 9 adesso, 5:53 da giocare, 5 minuti e 53 da giocare, pallacanestro permette rimonte, vediamo, c'è il fallo fischiato al numero 7 Alice Malintoppi, e allora c'è fallo numero 4 mi pare, se non ho letto male. Toffoli sulla panchina del cambio, spinta per dare il cambio a Manzoni. Toffoli nuovamente dentro. Non ho le liste per vedere l'età, ma mi pare veramente Toffoli giovanissima sicuramente. Streri si libera bene ed è buono il sottomano che va, si è fatta anche male, ha messo male la caviglia, è costretta a fermarsi e gettarsi a terra Streri, la capitana, che ha visto. Allora vediamo se Streri ce la fa o cosa, deve uscire per il momento, mi pare che il momento debba uscire, anche se è una lottatrice, quindi cercherà di rimanere in campo, però sembra di no per il momento, almeno deve uscire, deve lasciare il posto alla sua compagna che l'ha sostituita, e quindi c'è Bocchetti adesso in marcatura alta, e allora può giocare Cecili. Ancora il tentativo da 3, poi ci ripensa Cecili che fa girare per Toffoli, Toffolo velocissima sulla numero 13 Coleva, che questa volta non trattiene la palla, la lascia andare, quindi una buona occasione rimediata per Treviso. Intanto vediamo che sulla panchina di Treviso si prestano le cure del caso alla capitana Streri, che ha levato il calzetto, ha levato la scarpa e sta provando a rientrare. Gli è stato sparato del ghiaccio sintetico che fa miracoli in questo caso, speriamo che sia così. 5 punti di distacco per quanto riguarda la formazione trevigiana su Bolzano, e allora può giocare ancora con Toffolo, poi sempre il tentativo di andare da 3, Cecili ci prova da 3, palla sul ferro sputata fuori, raccoglie un bel rimbalzo la compagine trevigiana con Jacquot che serve Prete, brava Prete, perché da posizione molto difficile e complicata mette dentro 2 punti importanti per Treviso, che si porta a -3, 55 Bolzano, 52 Treviso, con adesso ancora la manovra delle bolzanine che vengono in avanti a manovrare da una parte all'altra. Ancora Toffolo che va dalla linea dei 3, però aveva un piede dentro, quindi l'arbitro aveva indicato che il tiro sarebbe stato da 2, non va a bersaglio nemmeno quello da 2. Allora 55-52, 3 lunghezze di vantaggio per Bolzano. Può ritornare sotto, deve ritornare sotto Treviso ancora in questo finale di partita. E la quarta frazione di gioco, Buranella da 3, il ferro dice di no, nulla da fare per Buranella. E allora rallenta il gioco Cecili con la numero 13 di Bolzano, Coleva. Tutto dalla parte opposta, si cambia, vuole la marcatura di Buranella su Coleva.
il coach. Attenzione a Koleva che si è liberato, serve sotto Egvo, vediamo che cosa ha visto l'arbitro ha visto il fallo di Falencic, vediamo che fallo è il numero 2 e quindi ancora può giocare con estrema tranquillità Falencic. Egvo va a canestro, il primo dei suoi 2 tiri liberi, 56-52 ed è 57, ritorna a più 5 Bolzano, ritorna a più 5, rintuzza di nuovo il tentativo di rimonta da parte della formazione di casa. Sì, vediamo, vediamo se è giusto quello che dicono. Sì, è il terzo fallo della numero 3 Giulia Cecili, che blocca l'entrata di Jacquot. Prete che decide di mettersi in proprio da sola, poi scarica su Bocchetti che ha un buon tiro da 3, però non lo prova perché Falencic vuole provarci lei, purtroppo la palla però nulla da fare, non è fortunata e non entra, e quindi ancora Cecili che manovra con le compagne, gira bene il pallone per Bolzano, poi la palla riconquistata da Treviso e allora ancora Prete che va dentro, si schianta contro Cecili che tiene l'entrata e non permette di andare a segno a Prete, quindi palla sprecata da parte delle trevigiane. Attenzione con il tentativo di bloccare Egvu, riuscito sotto canestro Bocchetti che viene in avanti, una fucilata di Bocchetti sulla fascia destra del campo, diciamo così, ma la palla non tocca terra e vola altissima, e quindi allora Conte ci vuole parlare sopra. 2 minuti e 28, 57-52, 5 lunghezze di vantaggio per Bolzano. Ascoltiamo e cerchiamo di capire qualcosa per quanto riguarda il time out. Fischiano gli arbitri per richiamare in campo le due squadre che si stanno attardando nel apprendere gli insegnamenti dei due tecnici. Vi ricordo che sulla panchina di Bolzano c'è il secondo perché è stato espulso per fallo tecnico appunto Massimo Romano in precedenza, e quindi sulla panchina invece di Treviso c'è Conte, che ha parlato in questo momento e ha finito di dare indicazioni alle sue. Attacca Bolzano ancora con Cecili, attacca ancora, vediamo se incrementa il bottino Toffolo che cerca di girarsi, si trova Egbo che non ha il tiro da 3, adesso ci prova e lo trova Egbo. 59-60, 60-52. Sono 8 i punti di distacco per quanto riguarda Treviso, che adesso deve ritornare prepotentemente sotto perché altrimenti la situazione comincia a essere difficile. 1:51 da giocare, attenzione, va al tiro da 3 Bocchera Prete, palla non va dentro, sfortuna vuole che anche questo tiro non sia stato perfetto, e quindi 1:38 da giocare con 8 punti di vantaggio Bolzano, 52 a 60 per Bolzano, 52 per Toffolo che va al tiro ancora da 3. È glaciale questa ragazza veramente, perché è andata in 2 occasioni, questa e alcuni minuti fa, con un altro tiro da 3 veramente incredibile, e quindi porta a 63 il bottino di Bolzano, 52 il bottino di Treviso.
ci sono da giocare, restano da giocare 1 minuto e 24 secondi per cercare di ribaltare la situazione, cercare di riportarsi sotto, però è una situazione abbastanza critica, abbastanza pericolosa. Sono 11 punti adesso incrementati da Bolzano, che ha preso il largo nell'ultima frazione di gioco e quindi sembra poter condurre in porto questa trasferta e vedere nuovamente, insomma, dall'alto la sua classifica. Si gravita intorno alle posizioni terza e quarta posizione di classifica per quanto riguarda la compagine bolzanina, mentre all'ultimo posto, vi dicevo, con la possibilità di vedere sempre vicine due squadre, o Rodigium o Futurrosa Trieste, perché si scontrano tra di loro e quindi una delle due questa sera non guadagnerà punti e quindi potrà rimanere in linea di galleggiamento, in linea di vista con Treviso. È Treviso che prova a manovrare con questa azione Bocchetti che serve Buranella per Jacquot, che viene a prendersi palla, Valencic con il suo blocco, poi ancora un po' di confusione con Buranella, che allora decide di mettersi in proprio e di fare tutto da sé. Purtroppo però anche in questo caso un po' di sfortuna, palla che non arriva a compimento, una palla che non va in canestro, e allora c'è Bolzano che riparte ancora una volta per cercare di incrementare il suo bottino, anche se abbastanza poi trova un altro tiro da tre che la numero 13 Preslava Koleva mette dentro con estrema tranquillità. 66-52, 14 lunghezze di vantaggio per la compagine di Bolzano, che si avvia a vincere questa gara sicuramente, perché mancano adesso una manciata di secondi, il pubblico che si sta già alzando per lasciare il Pala Pascale di Treviso. Muore forse palla in mano, no, c'è ancora tempo per giocare, e allora Toffolo per giocare ancora con la numero 7 Malintoppi. Toffolo che vuole andare al tiro, no, ci scarica fuori per un tiro da 3 e poi il rimbalzo è tutto di Bolzano. Fallo di Falinsic sul Koleva, che aveva raccolto e aveva preso il rimbalzo, e allora Koleva ha anche la possibilità di andare per i 2 tiri liberi. Koleva mette dentro il primo, anche se non era partito molto bene questo tiro. Vediamo il secondo, questo decisamente meglio. 68-52, può morire palla in mano per Treviso, e in effetti è così. Allora 68-52 vince Bolzano per questa gara, che vede appunto la formazione bolzanina portare a casa punti importanti da Treviso. Allora, coach, ci abbiamo tentato, sembrava la partita di 2 giorni fa, purtroppo il risultato non è quello. No, il risultato non è quello, le energie anche nervose non erano... no, me ne ero accorto all'intervallo che non avevamo energie nervose, e poi onestamente stavamo entrando bene. La tripla di Egvo ci ha un po' spezzato le gambe, perché avevamo difeso bene, l'avevamo lasciata tirare. Ci ha un po' spezzato le gambe e il ritmo. Me ne ero accorto all'intervallo che le nostre energie stavano cominciando un po' a scarseggiare. Loro l'hanno messa un po' sulla rissa e noi non siamo state brave e lucide a tenere, però secondo me è la quarta partita di fila che giochiamo innanzitutto con le prime 4. Abbiamo giocato con le prime 4 in fila e abbiamo giocato 4 volte di fila e 4 buone partite. Una l'abbiamo portata a casa, 3 volte ci siamo andati vicini, o comunque siamo stati lì in partita, quindi assolutamente da dopo Ragusa abbiamo tirato una linea e dobbiamo continuare su questa strada qua, perché abbiamo fatto, se giochiamo con le prime 4 in questo modo qui, adesso che
vince il girone di ritorno e abbiamo un po' di scontri diretti, dobbiamo giocare con questa energia, con questa lucidità, dobbiamo fare un po' più canestro perché oggi non abbiamo fatto tantissimo, infatti abbiamo fatto 52 punti che sono un po' pochi, un po' sotto la nostra media, però dobbiamo andare avanti in questo modo qui, assolutamente. Coach, non resta altro che augurarti un buon Natale, buone feste a te e alla squadra e ritrovarci poi naturalmente come dicevi tu. Assolutamente, buone feste, grazie. Grazie, buone feste a tutti. Allora, vediamo se riusciamo ad avere il coach che abbraccia il suo collega e vediamo che cosa ci dirà, insomma, di questa partita che hanno portato a casa, che ha portato a casa appunto Bolzano. Allora, buonasera intanto. No, esatto, stavo dicendo che stava commentando, immagino. Allora, io sinceramente, vabbè, non dico niente perché c'è poco da dire, è meglio così perché sennò poi vengo squalificato per parecchio tempo a vita, quindi lasciamo perdere. Io sono dell'idea che ci vuole rispetto per la femminile, perché è assurdo che ci sono arbitri che vengono qui ad arbitrare in modo superficiale, solo questo. Io non dico a favore o a sfavore perché non ci mancherebbe assolutamente, però che devono avere rispetto per la femminile perché noi lavoriamo tutta la settimana, c'è gente che comunque fa dei sacrifici e non possono essere superficiali, solo questo. Coach, che partita è stata? Allora, noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché Treviso veniva sicuramente da molto in crescita perché dopo la partita con Ragusa loro avevano giocato una partita punto a punto Alpo, una partita che hanno vinto con Umbertide e quindi avevo detto alle mie ragazzi guardate che qua è un'altra partita questa qua. Noi venivamo poi dalla qualificazione in Coppa Italia con la partita con Alcamo, quindi un po' di euforia e tutto e infatti è stata una partita punto a punto. È stata. Punto a punto però nei momenti... Nel finale poi vabbè siamo andati anche perché eravamo forse un po' più freschi, loro sono poche, si allenano un po' calati, quindi nel quarto loro calano sempre, però sicuramente c'era da affrontarla in maniera diversa sta partita, solo questo. Coach, si avvicina Natale, quindi fermiamoci qua. Le tue ragazze sentivo che dicevo la mossa tattica è stata la seconda. Noi abbiamo sempre questa mossa, anche al trofeo Mazzali sono stato espulso, è entrata lei e abbiamo vinto la partita, quindi noi ce l'abbiamo da mossa tattica, quando le cose non vanno bene cerchiamo di fare questo. Benissimo. E allora le auguro buon Natale, buone feste a tutte e in bocca al lupo per il campionato. Grazie. Ringraziamo il coach della formazione appunto di Bolzano. Noi terminiamo qui con il risultato purtroppo a sfavore di Treviso, 68-52 per Bolzano che termina con questa vittoria appunto la partita. Buona serata a tutti.